Assessore Vaccaro, oggi si pulisce una villetta di Viale della Vittoria, una villetta che anche per molti agrigentini è sconosciuta. Oggi insomma si pulisce, si sistemano le ringhiere, insomma si torna a vivere questa zona del Viale della Vittoria poco sconosciuta dagli agrigentini stessi. Sì, è una villetta storica che veniva gestita dalla famiglia Arancio e subito con il sindaco, una volta insediati, abbiamo stabilito le priorità del verde pubblico, che sono tante, e abbiamo individuato in questa villetta una zona da poter far rinascere. Questo è avvenuto con un accordo con gli amici della Trinacria, dei ragazzi dotati di buona volontà, perché è con la buona volontà che si fanno le cose, che ci stanno mettendo anima e corpo e ci stanno aiutando nell'iniziale discherbamento, perché c'è tanto da fare. Oggi siamo riusciti a mettere in sicurezza tutte le ringhiere, le abbiamo risaldate, stiamo procedendo alla pitturazione. Dopodiché con l'ufficio tecnico si procederà alla messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione. In più annuncio che la villa sarà dotata di un sistema di videosorveglianza che trasmetterà alla centrale operativa dei vigili urbani di Villa Seta, e quindi quando la villa verrà aperta sarà aperta in sicurezza e restituiremo sicuramente un patrimonio agli agrigentini che potranno godere uno splendido panorama. Ecco, in questa settimana si è provveduto anche alla sistemazione degli alberi, potatura, insomma una cosa che da tempo si doveva fare. Sì, abbiamo sistemato e ripulito il muro di San Vito, stiamo continuando la potatura degli alberi del viale e la prossima settimana sicuramente ci saranno altri interventi, stiamo valutando alcune criticità e quindi daremo sicuramente la precedenza a quegli alberi che possono dare pericolo per l'incolumità dei cittadini. Questa villetta innanzitutto dobbiamo dire che senza illuminazione sembrava molto più piccola. Siamo riusciti dopo un sopralluogo a valutare il lavoro che c'era e stiamo iniziando i lavori. Fortunatamente dalla recente donazione dell'assessore Vaccaro del Tagliasiepi riusciamo ad andare molto più velocemente, anzi penso proprio che non era un lavoro che si poteva fare senza. Noi comunque ci stiamo mettendo tutta la buona volontà, oggi ci sono 10 persone con noi che si sono svegliate presto, stanno sacrificando una propria domenica per regalarla alla città. Alla fine questa villetta, da quando so io, non veniva aperta da 2 anni appunto per l'inagibilità delle ringhiere, quindi il nostro contributo è stato veramente un regalo che abbiamo voluto fare a tutti, ovviamente con le possibilità che abbiamo, e poi se ci sarà la possibilità di fare tanto altro noi ci metteremo sempre a disposizione. Daniela, anche lei sta dando il suo fattivo contributo alla giornata di oggi? Sì, con grandissimo piacere, anche perché abbiamo visto molta disponibilità da parte di questa amministrazione e naturalmente il nostro scopo è quello di donare, come diceva già il nostro Presidente, dei pezzi meravigliosi della nostra città che ci sono stati negati negli anni passati. Io mi sento veramente oggi molto felice di essere qui e dare un mio contributo alla nostra città.